violenze, casi in aumento a Cafoncello. Nei primi 5 mesi ci sono stati 103 accessi, numerose le minorenni, inaugurato all'ospedale di Treviso l'Isola Rossa per accoglierle. Tensioni nella Lega dopo la nuova nomina federale di Salvini, scelto un esponente lombardo, malumori tra i veneti Madarè, smorza le polemiche, il Veneto protagonista, nessuna esclusione. Coppia deruba una giovane in centro a Treviso e poi fugge in auto a folle velocità e rischia di travolgere i pedoni, 2 persone arrestate. Blitz antidroga dei carabinieri in centro a Castelfranco, denunciati 3 giovani e un'intera famiglia, recuperati diversi quantitativi di stupefacenti. Raduno Triveneto delle penne nere entra nel vivo, questa mattina all'alzabandiera l'appello dell'Ana Carnica, raggiungete il centro di Tolmezzo con pullman navette. Apre a Treviso la prima casa della Marca per papà separati in difficoltà economica, in un appartamento la possibilità di ospitare anche i propri figli. Famiglie in festa per sconfiggere il degrado ai giardinetti di Sant'Andrea a Treviso, ben vengano i controlli ma i cittadini devono riappropriarsi dell'area, dicono gli organizzatori. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso, lo avete dunque sentito ora dai titoli: donne vittime di violenza. Al Cafoncello nei primi 5 mesi ci sono stati ben 103 accessi, in numerosi casi che hanno coinvolto le minorenni. Inaugurata questa mattina all'ospedale di Treviso l'Isola Rosa. 213 donne lo scorso anno si sono rivolte al pronto soccorso del Cafoncello. Si tratta di vittime di violenza. Di queste ben 14 erano ragazzine minorenni. Dati che riguardano solo l'ospedale trevigiano, il che fa pensare alla gravità e all'entità di un fenomeno che colpisce ogni ambiente sociale. Basti dire che solo nei primi 5 mesi di quest'anno i dati sono aumentati. 103 le donne vittime di violenza, 9 minorenni. Violenze che continuano anche quando la donna non è più giovane. Nel 2018 4 over 70 hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici, 2 quest'anno. Così oggi, alla presenza del sindaco di Treviso Mario Conte e del direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, è stata inaugurata un'Isola Rosa, una stanza in cui saranno tempestivamente accolte in un ambiente più familiare le donne vittime di violenza. Arrivano al pronto soccorso e poi il pronto soccorso, quando individuano il problema, portano la donna in questa stanza e qui poi ci sarà un assistente sociale, una psicologa che li prenderà in carico, in cura, e poi con la rete, col centro antiviolenza e le forze dell'ordine si inizierà un percorso che porterà la donna fuori dall'orco, del brutto, dalla persona che a lei fa violenza. Ritengo positivo il fatto che l'idea dell'Isola Rosa sia partita dai giovani, spiega Conte. Sono la parte migliore del paese, in loro speriamo maturi un senso civico che porti all'eliminazione della violenza. Presente infatti una delle promotrici del progetto, Carolina Dezza. Il nostro obiettivo è l'aiuto in tutte le sue forme, nel senso che cerchiamo di aiutare quante più persone e fasce d'età e tutti, davvero, tutti quelli che possiamo. Il pronto soccorso assume un ruolo cruciale e strategico per la risposta di cura e per l'inizio di un percorso di prevenzione. Effettivamente se ci sono delle condizioni di altissimo rischio si cerca di prendere in carico e proteggere la donna, innanzitutto tirandola fuori dal contesto e tenendolo in hobby per poi affrontare con i servizi sociali magari il giorno dopo. Ed è qui che la donna ha il primo vero contatto per uscire dal tunnel della violenza e per salvarsi da una vita infernale. Ed ora ci colleghiamo subito con il nostro Lucio Zanatto che si trova a Tolmezzo per il raduno Triveneto degli Alpini. Lucio, buonasera. Ecco, buonasera. Allora, cominciamo con le belle immagini che il nostro Fabio Verini sta facendo vedere per farvi vedere l'onda alpina che sta inondando, nel vero senso della parola, Tolmezzo. Una vera e propria onda di felicità, di festa, di comunione con i valori alpini che si possono vedere, si possono toccare con mano come sempre in questa donate trivenete degli Alpini. Allora, velocemente, giornata carica di cose, di momenti davvero particolari, l'alzabandiera questa mattina alle 9, poi l'omaggio all'Alpino davanti alla stazione qui di Tolmezzo, a seguire il passaggio a Timau al monumento, anzi al monumento dedicato ai caduti della Grande Guerra, e poi ancora nel corso del pomeriggio il conferimento della cittadinanza onoraria
volontari del comune di Tolmezzo all'ANA nazionale con Sebastiano Favero, insomma tante cose. E poi tante cose questa sera dalle 20:30 il concerto di cori al Teatro Comunale e i concerti di fanfare. Tutto questo noi lo seguiremo questa sera dalle 21:15 con uno speciale Ring rigorosamente in diretta da qui e naturalmente dallo studio centrale con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Allora, il tempo mi dicono che è già concluso, però voglio farvi sentire l'intervista che abbiamo realizzato con Ennio Blanzan, che è il presidente della sezione Anna Carnica. Perché? Per chi vuole venire qui domani, perché noi domani saremo rigorosamente in diretta dalle 9:30 a farvi vedere la sfilata della Triveneta degli Alpini. Per chi invece vuole partecipare o viverla direttamente dal vivo, ci sono già i consigli del presidente. Perché? Perché qui siamo già quasi a 20.000 persone, quindi chi vuole venire deve stare molto attento a non creare, diciamo così, intasamenti. Sentite le informazioni molto importanti e poi linea allo studio. Presidente, come sta andando questa Dunata Triveneta? Ma oggi ho avuto una grande soddisfazione vedere tanta gente alla cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione di corona al monumento dell'Alpino. Fino adesso procede tutto come previsto, solo che vedo già una marea di macchine, di camper, e quello mi preoccupa per i parcheggi di domani. Comunque non ci sono nessun problema in quanto abbiamo predisposto dei mezzi pubblici da Amaro, dalla Carnia, da Villa Santina, che possono venire con i pullman di linea e ritornare ai propri parcheggi. Di conseguenza io inviterei tanta gente a fare questo, uscire al casello di Gemona e venire su per la statale fino a Carnia. Al Girarosto ci sarà un parcheggio sarà all'Hotel Carnia e lì partiranno le corriere per portare su la gente qua in centro a Tolmezzo. Ringraziamo Lucio Zanato e tutti gli operatori che sono lì con lui. Andiamo avanti, siamo alla politica con le polemiche interne al Carroccio dopo la nuova nomina federale fatta ieri dal leader Matteo Salvini. Sentiamo. Il Veneto non è stato messo da parte, ricordo che il Veneto ha anche il sottosegretario alla sanità e quindi credo che sia ben rappresentato a livello di questo governo con il ministro Stefano e con il ministro Fontana, e quindi su questo non si può certamente dire questo. Il segretario nazionale del Carroccio getta acqua sul fuoco dopo i mal di pancia accusati da qualche esponente veneto per le nuove nomine di Matteo Salvini. Ieri in via Bellerio a Milano, Consiglio federale della Lega, il segretario deve scegliere il suo terzo vice dopo il lombardo Giorgetti e il veronese Fontana. Molti quelli che alla vigilia, alla luce dei risultati ottenuti dal partito in Veneto con quasi 50% alle europee, pensavano proprio ad un Veneto per questo incarico, ma è arrivata la doccia fredda. Salvini infatti ha scelto Andrea Crippa di Monza. I conti sono presto fatti, contando lo stesso leader sono 3 lombardi contro un solo veneto alla guida del Carroccio. Qualcuno mormora di una ragione messa da parte, ma da re smorza le polemiche. Le nomine le fa Salvini, dice, e noi abbiamo il nostro Fontana. Ma a deludere ulteriormente i veneti l'annuncio di Salvini, che ha spiegato che il commissario della Liga in Veneto al posto di Darè, neo eurodeputato, lo deciderà lui e non sarà un candidato al Consiglio regionale. Questo significa che saranno fuori dai giochi tutti gli attuali consiglieri regionali che intendono ricandidarsi, compreso l'attuale capogruppo a Palazzo Ferrofini Nicola Finco, esclusi poi in generale tutti coloro che si candideranno l'anno prossimo al Consiglio regionale. Probabilmente avrà fatto delle riflessioni e in base a quello che ha pensato lui, è pensato bene di non nominare un consigliere regionale, ma vediamo, perché a questo punto penso nomini una persona terza che non ha incarichi né di parlamentare né di consigliere regionale per traghettare il movimento politico verso il nuovo soggetto che si chiama Lega Salvini Premier. Ma c'è dell'altro: nella commissione statuto voluta da Salvini per organizzare il nuovo partito non c'è nemmeno un veneto, ma da re è chiaro, la nostra regione non è esclusa dal nuovo percorso in atto. Penso che il Veneto sia il centro, diciamo, del soggetto politico Lega Salvini Premier. Noi ci siamo, abbiamo un grande presidente di regione che è Luca Zaia, ma in questa fase è una fase transitoria
deciderà il segretario federale Matteo Salvini come e con chi passare questo difficile momento. E su questo argomento sentiamo l'editoriale del nostro direttore Luigi Bacialli. Ma quanta paura ha Matteo Salvini di Luca Zaia? C'è da chiederselo ancora una volta, ce lo siamo chiesti anche recentemente vedendo gli ostacoli sul percorso dell'autonomia. In fondo il vice premier e ministro degli interni avrebbe potuto fare uno schiocco delle dita e lui poi il vero capo del governo. Avesse voluto dare una spinta all'autonomia avrebbe potuto farlo evitando tanti dispiaceri a Erika Stefani e a tutti coloro che hanno votato quel 22 ottobre di molti giorni fa, 590 giorni fa, sperando proprio nell'avvento di una maggiore libertà. Eppure anche in altre occasioni Salvini non si è mostrato molto vicino a Zaia, al di là delle parole di circostanza, sì andremo in Consiglio dei Ministri, sì vengo a inaugurare il primo tratto della Pedemontana, siamo amici, firmiamo i protocolli insieme, eccetera, eccetera. Però poi nei fatti Salvini è distante. Nel 2018, nel marzo 2018, non aveva voluto parlamentari vicino a Luca Zaia, vi ricorderete, no? Quindi tutti salviniani. Così è andato anche alle europee. Avete visto un consigliere regionale della Lega potersi candidare alle europee? No, era stato vietato. Zaia aveva fatto buon viso, cattiva sorte, aveva detto no, la squadra deve restare intatta. Invece era una volontà di Via Bellerio di non privilegiare o di non mettere in lista, diciamo, uomini di Zaia. E poi l'ultimo episodio è quello veramente sconcertante in vista del Congresso federale. Chi dovesse diventare commissario non potrà ricandidarsi alle regionali del 2020, che significa bloccare il candidato principe Nicola Finco, che era sempre stato dato tra i più papabili alla successione di Gian Antonio Verè, che è diventato europarlamentare. Anche qui si parla di altri nomi, si parla di altri possibili commissari a questo punto, perché Finco è bloccato, pur essendo vicinissimo a Salvini dal punto di vista politico e umano, è stato anche lui favorevole con l'accordo di Monfalcone a far andare avanti Salvini dopo l'uscita di Bobo Maroni. Insomma, nonostante questo viene sacrificato. Perché? Perché Zaia fa paura, Zaia è troppo forte, Zaia è troppo amato, Zaia ha un consenso strepitoso e quindi fa paura, potrebbe fare ombra al grande capo. E questo veramente è abbastanza triste e anche inopportuno, perché un vero leader, un vero capo non mette ai margini i suoi collaboratori, anzi i suoi più stretti collaboratori, i suoi amici, tra virgolette, li mette in risalta, li sostiene, li valorizza, perché la squadra diventa più forte, perché l'importante è che la squadra vinca e non che il capo sia sotto tutti i riflettori e gli altri no. Quindi questo è triste e stupisce che un leader del valore di Matteo Salvini, che ha fatto tante cose che hanno premiato la Lega, soprattutto sul versante dei migranti, decida in questo modo di indebolire il partito, perché indebolendo Zaia la Lega in Veneto perde consensi. Matteo Salvini adesso è molto forte, può andare avanti, certamente anche ottenere nuovi risultati, ma se taglia le gambe al governatore del Veneto, se blocca i suoi uomini per privilegiare i suoi secondo schemi e logiche non del governo del cambiamento, dei governi di una volta, dell'antica partitocrazia, della balena bianca che era divisa da correnti e dove c'era una lotta fratricida tra consanguinei. Ecco, se Salvini dovesse arrivare a questo, davvero sarebbe un percorso complicato e l'inizio di una china discendente per un partito che adesso sta correndo al massimo della velocità. Siamo alla cronaca, hanno rubato un portafoglio, poi sono fuggiti in auto a folle velocità andando nella direzione di alcuni pedoni, mettendo in pericolo l'incolumità dei passanti. Fermata
una coppia di giovani provenienti dalla Toscana. Un trucchetto che la coppia aveva sicuramente già messo in atto altre volte. Lei 30 anni, lui 22, entrambi provenienti dalla Toscana, con precedenti di polizia, non sono nuovi a questo tipo di colpi. Un piano che probabilmente già conoscevano bene. Sono giunti in piazza ed hanno avvicinato alcuni giovani trevigiani, hanno fatto amicizia ed hanno iniziato a chiacchierare fuori da un locale il cittadino. Dopo aver conquistato la fiducia dei ragazzi, la donna, con dei raggiri, è riuscita a sfilare il portafoglio contenente 150 euro ad uno dei presenti. I due ladri sono poi fuggiti subito a bordo della loro vettura parcheggiata nei pressi del locale in doppia fila, pronta alla fuga. Ma questa volta alla coppietta è andata male. Il derubato si è accorto del furto ed assieme ad altri due amici si è posto all'inseguimento fornendo alla sala operativa della questura il modello e il numero della targa. Sul posto è giunta subito una volante che dopo un roccambolesco inseguimento per le vie della città è riuscita a fermare la fuga dei due giovani delinquenti che fra l'altro non hanno esitato a condurre il veicolo a folle velocità in direzione dei pedoni mettendo in serio pericolo l'incolumità di alcuni passanti. I due sono stati accompagnati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un'intera famiglia denunciata e altri 3 giovani anche loro denunciati, oltre a diversi quantitativi di stupefacenti recuperati e il bilancio del blitz dei carabinieri in centro a Castelfranco. Maxi operazione di controllo del territorio dei carabinieri di Castelfranco dal pomeriggio di ieri fino all'alba di oggi e che ha visto impiegati 25 militari in uniforme e in borghese insieme ad agenti della polizia locale di Castelfranco, all'unità cinofila antidroga, alla polizia locale e all'ispettorato del lavoro dei carabinieri di Treviso. Il blitz è scattato dopo le segnalazioni da parte dei residenti per episodi di spaccio e consumo di stupefacenti e aggressioni in centro città. Nel pomeriggio i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un intero nucleo familiare composto da madre, padre, cinquantenni e figlio di 20 anni. Nella loro abitazione è stato trovato tutto il necessario per la produzione di sostanze stupefacenti e il loro confezionamento. Tra la serata e la nottata i controlli si sono spostati in centro a Castelfranco nei luoghi della Movida. I militari hanno denunciato un 23enne trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e 1 grammo di eroina già divisi in dosi e pronti per essere ceduti. Il ragazzo aveva anche 65 euro in contanti con sé possibile provento di spaccio. Alla vista dei militari con i cani antidroga il giovane ha tentato di scappare ma è stato intercettato e bloccato dagli uomini in borghese. Poco dopo un 25enne è stato denunciato perché con sé aveva un coltello serramanico con una lama da 15 cm. Un 22enne invece è stato segnalato perché è trovato in possesso di marijuana. Durante i controlli i carabinieri hanno rinvenuto a terra diversi quantitativi di droga, un grosso pezzo di hashish da 37 grammi, 2,5 grammi di marijuana e della chetamina nei bagni di un locale. Core Festival 2019, controlli serrati della polizia stradale in occasione della 3 giorni musicale in dogana. Anfetamine e cocaina sono le sostanze maggiormente rintracciate durante i pattuglioni notturni. Il bilancio dovrebbe far pensare una persona su 4 positiva alle sostanze stupefacenti. Gli equipaggi della polizia, con i consueti dispositivi atti a prevenire le cosiddette stragi del sabato sera, hanno fermato numerose auto. Non sono mancate nemmeno le contestazioni per la guida in stato di ebbrezza per effetto dei controlli con etilometro. Assalto ai bancomat, nottata movimentata a Maser e Trevignano, una banda tenta di forzare gli sportelli utilizzando un piede di porco, i malviventi disturbati sono fuggiti senza prendere nulla. Hanno tentato di forzare il bancomat di Banco Intesa in piazza Roma a Maser, ma sono stati disturbati e si sono dati alla fuga. È accaduto intorno alle 4:30 del mattino. Armati di un piede di porco hanno provato a manomettere lo sportello, forse per poter poi posizionare l'esplosivo, ma sono stati notati da alcuni cittadini che hanno subito chiamato i carabinieri. La banda, tutti con il volto travisato da un cappuccio, è fuggita. Questa mattina nuovo allarme. Ad allertare i militari dell'Arma un cittadino che doveva effettuare un prelievo presso la Cassamarca Banca a Trevignano, in piazza Dante. Quando l'uomo si è avvicinato si è accorto che il bancomat era stato forzato ed ha chiamato il 112. Molto probabilmente si tratta della stessa banda che ha tentato di agire ben 2 volte. In entrambi i casi i malviventi non sono riusciti a prendere nulla, solo qualche danno agli sportelli. Indagano i carabinieri di Montebelluna. E adesso andiamo in centro a Treviso, dove nel pomeriggio i cittadini hanno organizzato una festa contro il degrado ai giardinetti di Sant'Andrea. Si riqualifica questo parco organizzando eventi
che coinvolgano appunto le famiglie. Leonardo Campion, neopresidente dell'Associazione Prima i Trevigiani, riassume così la ricetta per riqualificare i giardinetti di Sant'Andrea, da tempo ormai frequentati da sbandati e spacciatori che spesso proprio tra le giostrine e le panchine nascondono le dosi di droga. I residenti hanno deciso di dire basta e oggi si sono ritrovati con giochi, gazebi, truccabimbi e animazione. Di ridare questo parchetto ai trevigiani e soprattutto alle famiglie trevigiane, visto che ultimamente ha preso la nome un po' di essere mal frequentato. Gli arresti, dei controlli dove hanno trovato spacciatori o comunque gente che consumava alcolici nonostante il divieto all'interno del parco. La polizia locale è presente con i controlli, ma non basta, spiegano i residenti, bisogna che i trevigiani tornino a riappropriarsi di quest'area verde. Il cittadino deve essere proprietario dei propri spazi, della propria città, questo è fondamentale. Deve essere ripristinato, un po' di sicurezza. Bisogna riappropriarsi un po' di questa zona. È nostra. È da un bel po' che non frequento questo parco, allora... Perché non lo frequenta? Perché diciamo che non c'era della bella gente che girava, allora ho evitato anche di portare lui. C'è bisogno di noi mamme, di genitori che portino i bambini. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, ora andiamo a Maser dove è stata allestita una mostra molto particolare e di grande attualità. Sentiamo di che cosa si tratta. Folla delle grandi occasioni questa mattina a Villa Barbaro a Maser per l'inaugurazione di una mostra ambientale sul tema dei cambiamenti climatici. Sotto le volte di uno dei capolavori di Andrea Palladio e tra gli affreschi di Paolo Veronese e anche nel parco, 20 opere di arte contemporanea e un forte connubio tra l'antico e il nuovo. Alcune centinaia di persone hanno assistito al taglio del nastro, presenti l'assessore alla cultura della regione del Veneto Cristiano Corazzari, il sindaco di Maser Claudia Benedos e la curatrice della mostra Simonetta Gorreri Casini. Il padrone di casa, Vittorio Dalle Ore, ha parlato di un nuovo capitolo per la storia della splendida villa palladiana e ha ricordato la moglie Diamante, scomparsa l'anno scorso. L'arte, secondo Dalle Ore, non può aver miglior palcoscenico di una villa veneta. Tra le installazioni di maggiori dimensioni, Red Line di Doron Gazit, formata da tubi rossi gonfiabili connessi a rami e radici degli alberi del Cansiglio abbattuti dalla tempesta Vaia e posta proprio di fronte alla sontuosa facciata dello storico edificio. Inaugurata questa mattina a Treviso una casa per papà separati in difficoltà economica. Apre le porte a Treviso la prima casa per papà separati della Marca, in un appartamento di un condominio lungo le mura che può ospitare fino a 3 persone con la possibilità di alloggio anche per i rispettivi figli. Soggiorno, servizi e cucina sono in comune. Quando una coppia con figli si separa, infatti, si stima che in un caso su 10 per il padre inizi un percorso di difficoltà economica che con il tempo può diventare vera e propria povertà. La risposta può essere un tetto dove vivere dignitosamente e riorganizzare la propria vita, mantenendo la possibilità di vedere i figli. Tutto questo viene a mancare, il rischio di poi di trovarsi in strada non è poi così lontano? No, non è per niente lontano, nelle esperienze passate mi è capitato molte volte di di incontrare meglio persone che dormivano in macchina, che dormivano nei garage degli amici o addirittura anche nelle roulotte o peggio, diciamo senza avere una dimora. Un progetto guidato dal Centro Servizi Volontari Insieme di Treviso, assieme ad altre associazioni del territorio. Una commissione valuterà i requisiti per poter entrare nell'appartamento, ma le richieste al momento superano già i 3 posti disponibili. Per i beneficiari, oltre all'alloggio, anche un supporto nella ricerca di una possibilità lavorativa stabile. Un sostegno temporaneo fino ad 1 anno e ad un costo accessibile. Ho pensato che ci fosse bisogno di stabilire un contributo che viene chiesto a chi intende usufruire di questo servizio. È un contributo però che sarà commisurato alla capacità contributiva di ognuno. 200-300 euro? Penso meno. Io quello che auspico è che, come stiamo già facendo in altri ambiti, Treviso sia un po' un laboratorio per iniziative che poi possono essere qui sperimentate e poi replicate anche in altre zone della provincia. Uno show cooking tra food blogger e Clay Challenge che nei giorni scorsi ha fatto tappa nella Marca.
La cucina sempre più protagonista nei programmi TV e soprattutto sui social. Chef e food blogger sono le nuove star, seguite dagli appassionati dei fornelli in cerca di carpire i loro segreti. Nasce da qui il nuovo format Clay Challenge, uno show cooking che punta a mettere in competizione due squadre formate da blogger che non si conoscono e che hanno l'opportunità di portare il proprio contributo nelle ricette da preparare, ognuno con le sue idee e peculiarità. Dopo la sfida a Roma in maggio, per il secondo appuntamento la gara si è spostata a Ponzano, Veneto. Le due compagini si sono affrontate prima con un piatto della tradizione, risi e bisi, e poi con una preparazione a base di prodotti locali. A condurre la gara la bellissima Alessia Ventura, che non nega di essere una buona forchetta e in cucina di amare l'improvvisazione. È un po' anche una forma d'arte la cucina, certo mi piacerebbe fare un corso di cucina per imparare cose nuove, e Clay Challenge è anche un modo per prendere spunto e imparare tecniche e metodi innovativi anche. A decretare la squadra vincitrice la giuria tecnica presieduta dallo chef Max Mascia, che spiega come fare cucina sui social non significhi solo preparare piatti belli per gli occhi. Che però non deve essere solo una bontà visiva, quindi una bella foto, un bel piatto colorato ma magari finto. A noi piace che ci sia il prodotto giusto anche nel mondo social. E dopo la tappa trevigiana, per il format culinario in arrivo delle novità. Ci saranno delle novità a breve che comunicheremo attraverso i social. Erano due puntate, diciamo così, test per noi, per vedere un po' come ci cimentavamo anche noi in questo format nuovo e vedere un po' il responso del pubblico a casa. Sembra che tutto sia andato molto bene, per cui a brevissimo ci saranno delle novità. Vi ricordo questa sera a partire dalle 21:15 la puntata speciale di Ring per parlare del raduno triveneto degli alpini, con collegamenti in diretta e interviste. Ed è tutto, vi lascio ora alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone non molla la presa e il caldo non si attenua. Sarà una domenica davvero rovente sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane non si esclude qualche veloce rovescio sui monti bellunesi. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese invece tra 29 e 34 gradi, ma con punte di 35 gradi sul Rodigino. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà asciutto e stabile ovunque, con il sole che sarà protagonista su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno ovunque. Temperature minime tra 17 e 24 gradi, massime piuttosto calde, oscillanti tra i 27 e i 35 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino con ampio soleggiamento, ma durante le ore pomeridiane avremo qualche pioggia, specie sui monti di confine, ma in genere di debole intensità. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime tra 31 e 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.